Buongiorno da Sicilia 24, questi i titoli di oggi. Dalle pendici dell'Etna allo spazio, il siciliano Luca Parmitano sarà il pilota della missione Artemis 3 della NASA, prevista nel 2027. Un traguardo storico che lo rende il primo astronauta europeo selezionato per il futuro ritorno dell'uomo sulla Luna. Agricoltori siciliani in protesta a Palermo contro la speculazione sul grano. Coldiretti chiede interventi contro le pratiche sleali, mentre cresce la crisi del settore. Si concentra su Tommaso Miele, ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, l'inchiesta della Procura di Roma su presunte irregolarità legate al ponte sullo Stretto. Con lui indagati anche Vincenzo Virgilio e Giacomo Francesco Saccomanno per corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio. Catania, 2 uomini ai domiciliari per 10 furti di cavi in rame dalle colonnine di ricarica elettrica tra Catania e Siracusa. Per la polizia sarebbero collegati a un precedente episodio simile. Festa di fine anno scolastico degenerata a Catania tra lanci di uova, vernice e farina contro uomini e mezzi della polizia municipale. La dirigente del liceo Cutelli dice: non sono stati i nostri ragazzi. Ad Agrigento inaugurata in questura la Sala Iside, spazio protetto dedicato all'ascolto e all'accoglienza delle vittime di violenza. Calcio, trattativa in corso tra il Catania e Fabio Caserta, già in settimana all'inizio della prossima potrebbe arrivare l'annuncio ufficiale. Serie B, il Palermo già al lavoro per le prime operazioni di mercato. Tra gli obiettivi Tommaso Cassandro e Simone Trimboli, in uscita Brunori che piace anche al Modena. Ben trovati e apriamo il nostro telegiornale dedicandolo a Luca Parmitano, dalla Sicilia allo spazio, perché c'è proprio lui nella grande nuova avventura che riporterà l'uomo verso la Luna. La NASA ha infatti annunciato l'equipaggio della missione Artemis 3 e tra i protagonisti c'è proprio Luca Parmitano. Ma sentiamo Desiree Ferlito. Dalle pendici dell'Etna fino allo spazio, la Sicilia torna a guardare la Luna con gli occhi di uno dei suoi figli più illustri. Luca Parmitano, astronauta nato a Paternò, è stato scelto dalla NASA e dall'Agenzia Spaziale Europea come pilota della missione Artemis 3, uno dei passaggi più importanti del programma che punta a riportare l'uomo sulla superficie lunare. Un incarico prestigioso che premia anni di esperienza, addestramento e missioni nello spazio. Parmitano è stato il primo italiano a comandare la Stazione Spaziale Internazionale e oggi scrive un'altra pagina di storia, diventando il primo astronauta europeo selezionato per una missione che nel 2027 servirà a testare tecnologie e manovre fondamentali per il ritorno stabile dell'uomo verso la Luna. Parmitano sarà uno dei 4 astronauti a bordo della capsula Orion, nel ruolo di pilota. Mentre il mondo si prepara alla prossima frontiera lunare, la Sicilia guarda con orgoglio il nuovo traguardo di Luca Parmitano, esempio di talento, competenza e determinazione per le giovani generazioni, come ha detto il presidente della regione Schifani. Cambiamo argomento. Coldiretti in piazza oggi contro i trafficanti che affossano il grano e l'olio siciliano. La protesta davanti alla prefettura, non recuperiamo neanche più le spese, dicono gli agricoltori. Sentiamo Marco Gullà. Non è pensabile che ancora una volta ci sia chi specula sul nostro lavoro. Ancora una volta gli agricoltori scendono in piazza, questa volta per dire basta alla speculazione sul grano siciliano. 19 centesimi al chilo sono un'elemosina, dicono, che gli agricoltori non possono più sostenere. Anche alla luce del costo della pasta, 2 euro minimo, mentre il pane si aggira sui 3 euro. Oggi la protesta davanti alla prefettura di Palermo. In questo momento abbiamo speculazioni sul grano. Compriamo pane a 3 euro al chilo, compriamo pasta a 2 euro al chilo e sotto Trebbia c'è chi vuole fare dei contratti a 19 centesimi. Molto di meno dei costi di produzione. Siamo tutti in dissesto perché un litro di nafta costa 1,40 euro, ci vogliono 7 kg di grano per comprare un litro di nafta. La Coldiretti aggiunge che i trafficanti speculatori vanno fermati anche applicando la legge contro le pratiche sleali, rendendo effettivo il divieto di vendita sotto il costo di produzione. Dobbiamo cercare di garantire ai nostri produttori di avere tracciabilità, ma soprattutto di avere rispettate quelle norme che noi rispettiamo.
non possiamo avere dell'olio etichettato extravergine che non è extravergine o dell'olio europeo o extraeuropeo che entra in Italia e diventa 100% italiano. E molti imprenditori agricoli stanno vendendo i loro terreni. Minimo il grano dovrebbe andare dai 35 ai 40 centesimi all'ingrosso. E invece adesso quanto? 19 centesimi, nemmeno il costo di produzione. E Palermo è stato scenario di protesta anche per un'altra che vi raccontiamo nel nostro servizio. Questa volta si tratta di Libera, che ha inscenato appunto un sit-in, un flash mob in realtà per scagliarsi contro la corruzione nella sanità. Ci sono, secondo il report di Libera, 86 indagati in Sicilia proprio per i reati più disparati nell'ambito del settore sanitario. Sentiamo. La corruzione in sanità non è un fatto soltanto etico o politico, ma comporta inefficienze che poi si trova a pagare il cittadino in termini di servizi che non vengono resi. Lo sostengono gli attivisti di Libera, che questa mattina hanno inscenato un sit-in davanti all'assessorato regionale alla salute di piazza Ottavio Zino a Palermo e presentato il loro studio sul sistema corruttivo che avvolge la sanità siciliana. 86 indagati solo a partire da gennaio di quest'anno nell'isola, dicono i dati snocciolati da Eliana Messineo della segreteria di Libera Palermo. Dal 1 gennaio al 1 giugno di quest'anno, del 2026, sono state censite dalla nostra associazione molte inchieste in Sicilia. Ci sono circa 86 indagati per corruzione in ambito sanitario e si tratta ovviamente di reati tra i più disparati, molte tangenti, turbativa di gare d'appalto, insomma tutte delle condizioni che per noi hanno chiaramente dei costi economici e sociali. Le conseguenze si vedono ogni giorno e le vive chi ha bisogno di rivolgersi agli ospedali e al Servizio Sanitario Nazionale per curarsi, secondo Carmelo Pollichino del coordinamento Libera Palermo. La mancanza di servizi sanitari è dovuta tanto al fenomeno della corruzione. Non è più possibile che la sanità sia un fortino per pochi e che porta all'arricchimento soltanto di alcuni gruppi di persone. Ma Libera non si fermerà alla sanità e annuncia l'accensione dei riflettori anche sul ponte sullo Stretto di Messina, all'indomani dell'apertura di un'inchiesta a Roma che ipotizza corruzione e pressioni indebite sulle autorizzazioni. A Palermo un uomo di 50 anni è stato posto agli arresti domiciliari con accuse di usura, sfruttamento della prostituzione e autoriciclaggio. Secondo la procura avrebbe commesso 58 episodi di usura ai danni di 17 vittime applicando tassi di interesse elevati. L'uomo avrebbe anche gestito e organizzato attività di prostituzione, trattenendo parte dei guadagni e occupandosi degli annunci e degli appuntamenti. Inoltre, secondo le indagini, avrebbe reinvestito i proventi illeciti acquistando immobili intestati ad altre persone. È Tommaso Miele, ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, la figura principale nell'inchiesta della Procura di Roma relativa al progetto del ponte sullo Stretto di Messina e ai controlli di legittimità sull'iter approvativo del CIPES. Francesco Triolo. Si concentra su Tommaso Miele, ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, la nuova inchiesta della Procura di Roma che scuote il progetto del ponte sullo Stretto. Secondo gli inquirenti, Miele avrebbe favorito l'iter di approvazione del progetto definitivo dell'opera durante la delicata fase dei controlli di legittimità sulla delibera del CIPES, il comitato interministeriale che ha dato il via libera al ponte con prescrizioni e raccomandazioni. Insieme a lui risultano indagati anche Vincenzo Virgilio, responsabile delle relazioni esterne dell'Associazione Accademia Calabria, e l'avvocato Giacomo Francesco Saccomanno, già componente del Consiglio d'amministrazione della società Stretto di Messina. I fatti si riferiscono ad un periodo che va dall'ottobre del 2025 e l'ipotesi della procura è quella di corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio. Miele avrebbe fornito informazioni riservate sugli orientamenti dei magistrati contabili e sull'andamento delle discussioni interne alla Corte dei Conti, chiamata ad esprimersi sul progetto. In cambio, secondo l'accusa, avrebbe ricevuto promesse di sostegno professionale per il periodo successivo al pensionamento, partecipazione a eventi pubblici e interventi finalizzati a favorirne future opportunità lavorative e cariche in enti pubblici. Il magistrato, in un'intercettazione, ha affermato di non essere assolutamente allineato a questi deficienti dei miei colleghi, avrebbe detto, quelli che pochi giorni prima avevano negato il visto di legittimità alla grande opera. Naturalmente si tratta al momento di contestazioni, tutte da verificare nel proseguo delle indagini.
Ed emergono nuovi particolari nell'inchiesta della Procura di Roma sul ponte sullo Stretto. Un'ultima ora ci permette di aggiungere purtroppo nuovi particolari perché appunto l'avvocato Francesco Saccomanno e l'imprenditore Vincenzo Virgilio, secondo appunto la Procura, tentarono di corrompere altri 2 giudici della Corte dei Conti. I componenti della cricca avvicinarono senza ottenere risultati altri 2 magistrati contabili che dovevano occuparsi del dossier ponte. I giudici avvicinati non diedero seguito alle sollecitazioni arrivate dai 2 indagati. I contrari all'opera chiedono le dimissioni dei vertici del Stretto di Messina. Intanto l'amministratore delegato Ciucci replica: siamo estranei ai fatti e andiamo avanti. Lorena Dolci. L'inchiesta della Procura di Roma per corruzione non ferma il progetto del ponte sullo Stretto, ma riaccende lo scontro tra favorevoli e contrari all'opera di cui si parla da oltre un secolo. I comitati No Ponte invece del ponte chiedono le dimissioni di Ciucci, l'amministratore delegato del Stretto di Messina, concessionaria del progetto, che replica così. La notizia delle indagini della Procura di Roma ci ha colpito di sorpresa, la società è totalmente estranea ai fatti indagati. Da parte mia non ho avuto nessuna comunicazione riguardante questi fatti. Il popolo del no insiste e lancia una raccolta di firme e chiede l'amministrazione giudiziaria della società. Un pachiderma scrivono che costa un botto ai cittadini per non raggiungere nessun risultato. Denaro pubblico, spiega il comitato, che potrebbe invece essere utilizzato per tante opere di cui il territorio ha realmente bisogno. Ma né polemiche né inchieste fermano il governo, che ribadisce l'impegno ad andare avanti in questo grande progetto. Rimane l'impegno della società nella massima trasparenza a dare esecuzione alla missione affidataci dal Parlamento e dal Governo e quindi a realizzare al più presto e bene il ponte sullo Stretto di Messina. Sabato nuova manifestazione di protesta a Messina, a Torrefaro, proprio nel luogo indicato per la costruzione del pilastro siciliano del ponte. Ad Avola la polizia ha eseguito 4 misure cautelari nell'ambito di una inchiesta su una discarica abusiva in zona Bochini. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Siracusa, sono partite da una segnalazione su U-Pol e hanno portato alla luce un presunto sistema di smaltimento illecito di rifiuti anche pericolosi, con incendi e interramenti. Sequestrati l'area e diversi mezzi usati per le attività contestate. Rubavano i cavi in rame delle colonnine per la ricarica delle auto elettriche, provocando danni e disagi agli automobilisti. 2 uomini sono finiti agli arresti domiciliari al termine di una indagine della squadra mobile di Catania coordinata dalla Procura distrettuale. Sentiamo Desiree Ferlito. Colpivano le colonnine per la ricarica delle auto elettriche per impossessarsi dei preziosi cavi in rame. È l'accusa contestata a 2 uomini, un 54enne e un 34enne, finiti agli arresti domiciliari su disposizione del GIP del Tribunale di Catania. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della squadra mobile, i 2 avrebbero agito tra febbraio e marzo scorsi, spostandosi a bordo di un'autovettura e prendendo di mira diversi punti di ricarica nelle province di Catania e Siracusa. 10 gli episodi contestati. Obiettivo dei furti: costosi cavi in rame utilizzati per alimentare le colonnine elettriche. Un bottino che avrebbe provocato non solo ingenti danni economici, ma anche pesanti disagi agli automobilisti impossibilitati a ricaricare i propri veicoli. Determinanti per le indagini le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nelle aree interessate. Attraverso l'analisi dei filmati, gli agenti della squadra antirapina sono riusciti a raccogliere elementi ritenuti gravi a carico dei 2 indagati, portando la procura a richiedere una misura cautelare. Per entrambi non si tratterebbe del primo episodio. I 2 erano già stati arrestati lo scorso 4 febbraio per un altro furto di cavi in rame all'interno di una cabina elettrica. Goliardia e follia a Catania, la festa dei maturandi è degenerata ieri e l'anno scolastico finito nel peggiore dei modi nel pressi del liceo Cutelli, ma la preside dell'istituto difende i suoi studenti. Sentiamo.
Il giorno dopo restano la vernice a terra e sulle auto, bottiglie di vario colore nella piazza e tracce di uova ovunque. La festa di fine anno scolastico a largo Rosolino Pilo a Catania, trasformata da un evento goliardico ad un grave atto di vandalismo, con tanto di assalto alle forze dell'ordine che sin dal mattino presidiavano la zona. Auto di servizio e agenti della polizia municipale presi di mira, oggetto di un fitto lancio di farina, uova e vernice. In poche ore è arrivata la ferma condanna dell'amministrazione comunale e il nome del Cutelli è finito sui media e sulla bocca di tutti, circostanza però che il dirigente scolastico Elisa Colella intende precisare. Certamente c'erano dei ragazzi cutelliani nel gruppo, certamente c'erano dei ragazzi ex cutelliani nel gruppo, ma c'erano dei ragazzi che provenivano da altre scuole, così come negli ultimi 50 anni. Il luogo di ritrovo della piazza Largo Rosolino Pilo è un luogo che ha sempre attratto gli studenti di tutte le comunità scolastiche. Forse la situazione è scappata di mano perché poi spray, farina e uova sono finiti direttamente contro le forze dell'ordine. Certamente, ma questo non significa che siano stati ragazzi del Cutelli. Gesti inqualificabili per i vertici della municipale. L'evento è stato dei peggiori che potevano capitare, anche perché noi siamo stati chiamati, siamo stati proprio chiamati dal preside dell'istituto per prevenire questi fatti e invece si sono puntualmente verificati. Una cosa molto molto brutta. La visione dei filmati porterà presto a conseguenze giudiziarie per i protagonisti della movimentata festa. Un maggiorenne può rischiare una denuncia per violenza a pubblico ufficiale, per oltraggio a pubblico ufficiale o anche per danneggiamento dei mezzi. Atti di esagerata goliardia sono stati segnalati anche in altri licei catanesi. Adesso alla politica regionale continua a salire la tensione nel centrodestra siciliano e salgono anche i toni del confronto fra i partiti della coalizione. Per la prima volta si parla apertamente di un candidato per le regionali che possa non essere Renato Schifani. Maglio Viola. Il centrodestra siciliano piomba nel caos e adesso è tutti contro tutti. La sconfitta elettorale alle amministrative stavolta si dimostra deflagrante, molto di più di quanto non si potesse prevedere, e tutte le tensioni sopite o sotterranee vengono alla luce. Dismette la prudenza il commissario di Fratelli d'Italia in Sicilia, Luca Sbardella, che accusa gli alleati di essere stati troppo egoisti, soprattutto ad Agrigento, dove un accordo dice si poteva trovare. Il siluro è indirizzato alla Lega, ma in generale c'è una stoccata anche al presidente della regione, del cui silenzio è infastidito Sbardella. Di fatto tutti guardano al 2027, sostiene, nessuno ha guardato ad oggi, perdendo ancora il controllo del territorio da un punto di vista politico oggi e probabilmente anche domani. Ma mentre il commissario di Forza Italia Minardo invece è in giro per la Sicilia alla ricerca di un modo per rifondare la classe dirigente nelle province, il vero affondo arriva da un grande vecchio come Pino Firarello, al quale brucia la sconfitta del generale Giuseppe Castiglione a Bronte. Firarello parla senza mezzi termini della corte dei traditori che sta intorno a Schifani. Ci sono colpe gravi in Sicilia, ma ci sono colpe anche che discendono da Roma. Intanto all'Ars un bando in agricoltura cade sotto i colpi della guerra fra autonomisti e Lega. MPA vota insieme al PD e lo fa stavolta apertamente. E stasera Grande Sicilia MPA si riunisce per valutare i prossimi passi. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo tra poco. Seconda parte del nostro telegiornale. A Catania, operazione congiunta coordinata dalla polizia per restituire ordine, sicurezza e legalità nel centro storico. Tonino De Mana. Sicurezza, ordine e decoro e soprattutto un confronto diretto tra Polizia di Stato e cittadini per contrastare le condizioni di degrado nel centro storico di Catania. Un articolato servizio di controllo straordinario del territorio è stato effettuato in piazza Asmundo nella zona del Teatro Greco, con l'attività che ha tratto origine dalle segnalazioni dei residenti analizzate dalla divisione polizia anticrimine della questura di Catania. Bonificato un giardino antistante piazza Asmundo, dove alcune persone avevano occupato degli spazi sotto gli alberi accanto alle siepi, trasformando l'area in una mini discarica. La polizia, in sinergia con la municipale, l'ufficio manutenzione stradale del comune di Catania e la GEM e la Multiservizi, ha coordinato le operazioni di bonifica che in poche ore hanno permesso di riportare un po' di ordine in una zona particolarmente frequentata dai turisti. Andiamo ad Agrigento. È stata inaugurata in questura la sala Iside, uno spazio dedicato all'ascolto e all'accoglienza delle vittime di violenza. Davide Sarto.
Una porta che si apre all'ascolto, all'accoglienza e alla rinascita. Ad Agrigento è stata inaugurata la Sala Iside, uno spazio protetto all'interno della questura dedicato alle vittime di violenza, nato grazie alla collaborazione tra la Polizia di Stato, il Lions Club Agrigento Chiaramonte e il Centro Antiviolenza Telefono Aiuto. Chi è rimasto vittima di un particolare crimine può effettivamente aprirsi e rendere quelle che sono le dichiarazioni per chiarire alle forze di polizia effettivamente come sono svolti i fatti. Un ambiente riservato e confortevole pensato per favorire l'ascolto delle persone più fragili in un momento particolarmente delicato. La nuova sala rappresenta un importante passo avanti nel percorso di tutela e sostegno delle vittime, offrendo un luogo in cui sentirsi accolte e comprese. Si dice no alla violenza anche recandosi presso la questura di Agrigento, trovando il coraggio di chiedere l'informazione, perché non sempre si ha il coraggio di denunciare inizialmente. La Sala Iside diventa così un simbolo di vicinanza e una nuova rete di protezione per chi trova la forza di chiedere aiuto. Salute mentale, aumentano le richieste di servizi all'ASP di Catania, l'Europa chiede di investire più fondi. Di recente in Sicilia è stato introdotto il budget per inserire nel mondo del lavoro chi ha una disabilità psichica. E questo l'argomento del nostro Sicilia 24 Focus di oggi, dopo il nostro telegiornale. Adelaide Barbagallo ne parlerà con Carmelo Florio, direttore del Dipartimento di Salute Mentale ASP di Catania, e con Enrico Orsolini, presidente della Consulta Famiglie, Dipartimento della Salute Mentale, sempre dell'ASP di Catania. L'appuntamento dunque in diretta su Telecolone, in streaming su siciliaweb.it. Potrete inviare anche le vostre domande con un messaggio di testo alla linea WhatsApp 342 7455 005. Ci fermiamo ancora e poi ci occupiamo del calcio con Catania e Palermo. E siamo al calcio, trattativa in corso tra il Catania e Fabio Caserta, ma non è ancora definita. Il tecnico sta anche valutando la situazione perché avrebbe sul tavolo la proposta di rinnovo dell'Empoli. Francesco Triola. Le linee base sono state delineate, ma il futuro del Catania è ancora tutto da scrivere. Il silenzio che aleggia all'esterno del gruppo in plancia di comando lascia intendere la volontà di mantenere il massimo riservo, anche se i sondaggi, gli incontri e le valutazioni interne non si sono mai interrotte. Fabio Caserta è il preferito per la panchina rossaazzurra, il suo nome da tempo in cima alla lista. Lo era anche a stagione in corso, quando poi però andò ad Empoli e il Catania ha virato su Viali. Come è andata? Lo sappiamo tutti. L'Empoli avrebbe messo sul tavolo il rinnovo per il tecnico che ha portato alla salvezza i toscani, ma il biennale offerto dal Catania è di quelli importanti, oltre agli aspetti legati all'attaccamento alla piazza. Però la possibilità di allenare ancora in B per Caserta non è roba da poco, tanto che il tecnico ha rallentato i tempi senza sciogliere le riserve e la situazione oggi sembra in fase di stallo. L'Empoli, come il Catania, ha parlato anche con De Giorgio, i rossazzurri hanno incontrato anche Biancolino e Grella lunedì ha avuto un lungo colloquio con Francesco Passiatore, ma per l'ex attaccante è da capire quale possa essere il ruolo nel Catania. I rossazzurri potrebbero liberarsi di un altro contratto, quello di Ivan Moschella, ex collaboratore di Toscano, che potrebbe diventare l'allenatore del Crotone. La prossima settimana potrebbero esserci novità, attendendo anche il famoso consiglio d'amministrazione ufficiosamente previsto, ufficialmente ancora non tenutosi. Sarà lì che verranno messe nero su bianco le decisioni e avviata la fase operativa della programmazione. Adesso il Palermo già al lavoro per le prime operazioni di mercato. Marco Gullà. Il calciomercato deve ufficialmente ancora aprire i battenti, ma il Palermo sta provando già a mettere dentro i primi colpi. I fari del club rosanero sono puntati con decisione su Tommaso Cassandro e Simone Trimboli. Per Cassandro, jolly difensivo classe 2000 di proprietà del Como e reduce da un ottimo biennio in prestito al Catanzaro, la trattativa è già avviata sulla base di una richiesta iniziale di circa 3 milioni di euro. Sul fronte della mediana si stringe invece per Trimboli, regista classe 2002 del Mantova, che il direttore sportivo
sportivo Osti conosce benissimo fin dai tempi della Sampdoria, avendogli firmato all'epoca il primo contratto da professionista. Il Palermo proverà intanto nei prossimi giorni a sferrare l'attacco decisivo per Rui Modesto, riaprendo i dialoghi con l'Udinese per trovare una formula alternativa al vecchio diritto di riscatto da 3 milioni di euro non esercitato. Per il resto del reparto avanzato si monitora la situazione di Strefezza, di proprietà dell'Olympiakos, ma reduce dal prestito al Parma. Qualora i ducali decidessero di trattenerlo, per il rosa potrebbe aprirsi la pista Alquist, esterno svedese in scadenza tra un anno con i gialloblu. Più in salita la strada che porta al giovane Rao del Napoli, messosi in luce a Bari, mentre sul fronte delle uscite si registra l'interesse di Sampdoria e Modena per Matteo Brunori. Il telegiornale finisce qui, grazie a tutti voi per averci seguito. Il prossimo appuntamento alle 19 vi lascio con Adelaide Barbagallo e il nostro Sicilia 24 Focus. A tutti un buon pomeriggio. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.